La situazione. Nel calcio Napoli 24. Grazie. Io sono tifoso del Napoli bergamasco. Quindi sei di... Sono bergamasco e tengo al Napoli da 60 anni. Giuliano Bellissimo. al Maradona. Come ti chiami? Comunque- Io del tuo ovviamente. Massimo, Taiocchi Massimo Taiocchi da Bergamo, da Bergamo. bergamasco nel cuore, però tifoso del Napoli. Da 60 anni. Ma questa cosa è Kroll, bellissima. Giuliano, li conosci tu perché sei giovane. Assolutamente sì, no. Comunque mi dispiace cosa è successo a Milano. Perché, No, non vabbè, preoccupare. Tra l'altro no, la presenza di persone, non di tifosi, di persone come te fa capire che però voi sperate che bisogna lasciarli. Certo, io sono bergamasco, ma cosa non c'è da fare un raffronto. dici tu, lascia Lascia perdere. andare perché io ho capito che sperate sempre che tutti gli anni non dicano odiano ma fa sempre così, ma Meglio dici tu non dare risalto No. e basta. l'importante è oggi stasera di dargli una bastonata che così si ridimensionano, no? Tu lavori ancora o sei No, pensionato? sono 3 anni che sono pensionato. Quindi ti volevo chiedere, ai tuoi colleghi ipotetici di lavoro cosa dirai in caso di vittoria? Però non hai più colleghi, però ai tuoi amici tifosi dell'Atalanta cosa dirai domani? O Sì, c'ho un mio abita sopra, sono qua insieme a uno dell'Atlanta, io un mio- Stupendo. e sono già in accordo, siamo d'accordo perché io vado in curva su, non vado nel settore perché non ho mai avuto, io vado là con quelli dell'Atalanta a vederla. Quindi sarà dura, diciamo, no, sarà dura se Non esultare. esulto, ma comunque godo quando segnano, è lì a vederli incazzati neri. Va bene. No, Quanto può finire secondo te? può finire, vabbè, 2-1 possiamo vincere. Gioca Elmas e non Kvaratskhelia? Ho sentito che diceva al posto di Cosa ne Cava. E non ho capito. Elmas è l'unico che non mi convince neanche ancora al 100%. Però penso che poi nel secondo tempo Simeone Raspadori, sì. No, ma quest'anno, già l'anno scorso sono venuto giù che sul 2-1, perché io da lui 10 minuti non li vedo mai. Pensavo già l'anno scorso di aver vinto lo scudetto vincendo 4-1. Ti ricordi? Invece poi il trio nefasto con Roma, Fiorentina e È Empoli. stato è un disastro, però io sono convinto, quest'anno non è più perché cioè sarebbe bello vincere dopo i 2 anni del Maradona. Tra l'altro ero giù io al Cola Lazio, 0 gol di Baroni. Ero là con tutti i napoletani a vedere la partita, dovevamo essere là in 20, sai ai tempi c'erano i bagaglini così, nessuno aveva il biglietto, solo io sono andato. Speriamo che anche questo aneddoto del passato porti fortuna. Buona partita. Ti ringrazio, complimenti, è un bel canale, io lo seguo sempre. Grazie mille Massimo. Da Bergamo il nostro amico. Forza Napoli sempre, sempre. Grazie mille. Ciao Massimo.